Comunque io direi di andare avanti subito col terzo comico in scaletta, che bevi veloce. Lui arriva da lontano, ha una passione segreta per me, anche se non lo vuole ammettere. Vedi, però io l'ho detto a cazzo, però mi ha dato ragione. Lui è Aurelio Secchi. Buonasera. Allora, si sente? Sì. C'è qualcuno che ha mai tentato il suicidio qua dentro? Non sto scherzando. Nessuno? Nessuno, manco una volta. Cambiamo argomento allora. Vabbè, sempre un piacere venire qui a Quartuccio. Per me che arrivo da Bosa mi è proprio di passaggio. E lì, perché non venire a Quartuccio? Vai a trovare i miei amici, quindi perché no? Quando sei in zona passa e io passo. Tra l'altro mi ha colpito molto, anche già l'altra volta che sono stato qua, la strada che c'è, che porta qui alla Cueva, non ho ancora capito come si chiama, la Cueva o il Cueva? Nessuno sa questa cosa. Non sa, voi andate, come vi mettete d'accordo? Ci vediamo Cueva? Ci vediamo Cueva, così. Alla Cueva, sono due fazioni, la Cueva e il Cueva. C'è Cueva, vabbè, comunque. È bello perché finalmente ho scoperto che direzione ha preso Tom Hanks alla fine di Castaway. Cioè, c'è un bivio, lui, strada lunghissima, non si capisce dove deve andare, e io ho capito che sta venendo qua, perché praticamente è la stessa strada, stava andando a Quartuccio. Tra l'altro ho messo il navigatore per arrivare, ho detto ok Google, portami a Quartuccio, fanculo. Non so perché ce l'abbiamo a Quartuccio. C'è gente di Quartuccio? Nessuno di Quartuccio? Ah, c'è una persona di Quartuccio, come ti chiami? Martina, come si sta a Quartuccio? Che poi io in realtà venendo in macchina con loro ho detto ma Quartuccio non ha abitanti. Ti giuro. Matte? Sì. Testimone. Vabbè, Quartuccio è un posto così, il navigatore mi ha mandato a fanculo. Tom Hanks ci è passato una volta, è andato dritto. Però non ha abitanti, invece mi ha detto che anzi c'è gente, posso scendere? Non picchio nessuno. Stiamo più vicini. Cambiamo il microfono? Sì, tanto, ormai ed eccolo qua. Stavo andando così bene con quello. Vabbè, so come funziona un Canon e lo tengo io. Vai, tranquillo. Dov'ero? Ah, Quartuccio. Tom Hanks alla fine di Castaway, l'avete visto? Cioè lui fermo in un bivio e dice dove cazzo vado praticamente, no? In sostanza. E decide di andare a Quartuccio. Cioè noi non lo sappiamo nel film, però quando arrivi qui ti rendi conto che stava andando a Quartuccio, e però va dritto e se ne va via. Quindi invece ho scoperto oggi che in realtà Quartuccio è, non so, è un comune, c'è un sindaco. Cioè c'è il sindaco di Quartuccio, eletto da se stesso. Chi? Ah, lui è di Quartuccio. Ah, ok. Vabbè, dai, insomma, noi stiamo nascondendo perché è di Quartuccio. Vorrebbe venire a vedere a Quartuccio. Vabbè, comunque, l'avevo interpretata male, la verità, l'avevo interpretata male, poi Matteo mi ha fatto capire che in realtà esiste Quartuccio. Ok. Senza offese, non offendetevi, no? Perché ormai non si può scherzare più su niente, che si offendono tutti, no? Bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, Ma perché sei incazzato? E guardi con astio. Cioè, bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, che si offendono tutti. Se parli di calcio, si offendono i tifosi. Se parli di politica, si offendono i politici.
Se parli di religione, si offende la Chiesa. Se parli di mafia, si offende la Chiesa. Se parli di fascismo, si offende la Chiesa. Se parli di pedofilia, no, lì si girano dall'altra parte, fanno finta di non vedere, quindi non c'è problema per quello. No, per quello non c'è problema. Davvero, ogni serata che facciamo c'è sempre qualcuno di qualche categoria che si offende. Per esempio, oggi come siamo messi qui a insegnanti di yoga? Ci sono, eccola là. Non c'è un insegnante di yoga, sono tutti maestri di vita in questo periodo. E qui dentro non c'è un insegnante, beh, Quartuccio, mica ci può essere un insegnante di yoga. Cazzo, vai, trovala, figurati. Vabbè, comunque stasera la dedichiamo a loro, facciamo incazzare loro. Mi hanno regalato un corso di yoga. No, davvero. Non sto scherzando. Tutto quello che dico è di un mese. Per carità, non andateci mai. Non avevo la minima idea di cosa fosse questo yoga. E neanche di come vestirmi, anche perché io poi sono sempre stato contro qualsiasi tipo di sport, quindi non avevo neanche una tuta da mettermi. L'ho comprata dai cinesi il giorno prima di andare. La coronavirus sport. Bella, rossa. Non era bella, ma in compenso puzzava già di sudore, così sembrava uno sportivo già rodato. Poi avevo letto da qualche parte che lo yoga era una pratica inventata dagli indiani, così ho raccattato l'arco e le frecce di un vecchio costume di carnevale che avevo in cantina, mi sono fatto prestare un cavallo da un amico e sono andato. Sembravo Pocahontas mentre andavo. Arrivato lì però ho iniziato a sentire termini strani, tipo asana, chakra, tsunami. Lì ho capito che gli indiani non erano quelli, era l'altro ramo. Il primo giorno arrivo lì, non c'era uno normale, uno. Il più sportivo di noi aveva fatto una volta una partita a tennis, ma con la Nintendo Wii, seduto sul divano, così. No? La maggior parte di noi non arrivava a toccarsi le ginocchia con la punta delle dita, sembrava un centro di riabilitazione dell'ASL. Giuro. C'era gente con problemi di ogni tipo. C'era anche Albert, un mio ex compagno di scuola che non vedevo da una vita, di origine indonesiana, mezzo olandese, mezzo indonesiano, non si è mai capito come era questa roba, che era lì, secondo lui, per curare con la meditazione un fuoco di Sant'Antonio che gli tornava ogni anno dietro la schiena. Ce l'avete presente il fuoco di Sant'Antonio? È una specie di herpes che brucia, no? Dietro la schiena, solitamente. In effetti io me lo ricordo già nelle medie quel fuoco di Sant'Antonio. Per bullizzarlo lo chiamavamo Albert l'uomo torcia. Ai primi esercizi ho iniziato a sentire nella sala rumori di tendini che si sganciavano e di ossa che si rompevano. Sembrava di stare seduto davanti al camino con la legna che scoppietta. Gli stessi rumori. Il problema era che l'istruttrice, ci sei? Ci dava le indicazioni dicendo i nomi dei muscoli. Io conoscevo a malapena polpaccio e gomito. Non sapevo. Gomito, tra l'altro, l'ho scoperto lì che non era un muscolo. E sempre lì ho scoperto che i nomi dei muscoli non andavano in progressione numerica, tipo bicipite, tricipite, quadricipite, cinquicipite, sesticipite, setticipite, otticipite, novicipite, diecicipite, undicicipite. Ogni muscolo aveva il proprio nome. Io questa cosa la ignoravo assolutamente. Ogni tanto ci faceva stare fermi nella stessa posizione per qualche minuto, sai, posizioni inutili da yoga, per aprire il chakra ovunque, per qualche minuto, no? Fermi. Mentre contavo i secondi io ero a 41, 42 e lei 6, 7. Con questa cattiveria. Perché sei seria? Sei incazzata? Sei insegnante di yoga di Quartuccio, a Quartuccio. Stai aspettando? Alla fine lei muore. Non eravamo proprio sincronizzati io e lei. Un giorno ci fa: oggi proviamo la posizione del cane. Aspetta, di quale cane stai parlando? Del mio, che sta tutto il giorno sul divano arrotolato su se stesso con il naso nel culo? No, perché io non ci riesco ad arrotolarmi così, ve lo dico subito. Ci avevo provato, da solo, non ce l'ho fatta, sarebbe un punto.
e non ce l'ho fatta, deve essere dovuto togliere 2 costole. Durante la meditazione poi una noia mortale e una fame, anche perché io andavo lì all'ora di pranzo, era l'unico orario in cui potessi andare. Sono arrivato a rimpiangere i pranzi a casa di mia madre guardando Beautiful, cosa che ho sempre odiato, ma era sempre meglio che stare lì, che poi non c'entra niente. Chi è che segue Beautiful? Eccola là. E tu hai tutti i difetti qua stasera. C'è proprio un riassunto dei difetti. Non so se ti sei mai accorta, se vi siete mai accorti, voi che vi vergognate a dire che guardate Beautiful, soprattutto tu e voi. Sì. Poi Beautiful. Vi siete mai accorti che nel corso degli anni gli attori di Beautiful sono cambiati tutti? Gli originali sono rimasti soltanto Brooke, Eric e mia madre seduta sul divano davanti alla televisione che li guarda. Interagisce anche con loro mia madre. Mia madre guarda Beautiful da talmente tanto tempo che la ringraziano nei titoli di coda. Ringraziamo signor Ada, madre di Aurelio, che ci segue sin dagli inizi. Fa anche piacere questa cosa, L'ultima posizione che ci faceva fare poi era terribile. Tra un po' muore. Chi l'ho detto? Tra un po'. L'ultima posizione che ci faceva fare era terribile. Dovevamo stare sdraiati su una palla, non una mia palla. Tu hai pensato subito una mia, cioè su un testicolo mio? No, su una palla di quelle gonfiabili, quelle tipo quelle di Decathlon, per 10 minuti, a pancia in su, col collo dritto così, la faccia indietro, la testa indietro. Sembravamo delle blatte dopo il DDT. L'ultimo giorno quella posizione è durata qualche minuto più del solito. 2 a fianco a me sono morti. Albert ha preso fuoco dal fuoco di Sant'Antonio. Quando siamo usciti vagavamo per strada tipo zombie, avevamo talmente tanto di quel sangue in testa che non capivamo niente. A un certo punto è passato Morgan che cercava Bugo, era più lucido di noi. C'era qualcuno che non si ricordava neanche più se era venuto in macchina o a piedi. Io per fortuna avevo legato il cavallo lì ad un albero, quello che mi aveva prestato il mio amico. Mi ha riconosciuto lui, mi è venuto incontro, sono salito, me ne sono andato e così è finita la mia avventura con lo yoga. Ho finito, grazie. Pensate che per dire queste 4 cazzate sono arrivato da posa. Speravo di trovare Tom Hanks qua fuori, non c'era neanche lui. E niente, grazie. Fate ancora un applauso per Aurelio Secchi che è sceso in mezzo a voi e si è unito alla plebe, ha portato la sua arte in... Sì, non lo so, io oggi non so, sono talmente depresso.